Buongiorno a tutti, benvenuti a Portogruaro per la seconda giornata del campionato regionale di Baskin promosso dall'EISI. Sono presenti oggi per le prime due partite, per la prima partita le due squadre Zeopino Basket Udine e Carpe Diem Baskin Turiaco. Zeopino Baskin Udine, maglia bianca, entra in campo con numero 55 Bennici Tommaso, 58 Olivier Pietro, 57 Dennis Sara, 44 Bellico Robledo Pilar, 31 Rovere Cielo, 32 Zoff Riccardo, numero 33 Kyle Gaia, numero 39 Bobo Giuseppe, numero 21 Collini Anna, numero 22 Conoscenti Angela. Allenatore signor Floreani Marco, dirigenti Bennici
e Forti Bruno. Carpe Diem Baskin Turiaco si presenta con la maglia nero-arancione e entra in campo con numero 21 Bonanno Ezio, numero 25 Davide Gabriele, numero 32 Wire Dominic, numero 30 Bortot Gabriele, numero 31 Tel Gabriele, numero 41 Franceschini Eric, numero 42 Ulla Sami, numero 40 Orlando Isotta, numero 51 Russo Michele capitano, numero 52 Favaro Marco, numero 53 Valdemarin Lisa, numero 54 Pesci Sara. Allenatore Zupar Fabio, vice Franceschini Eric, dirigenti Orlando Isotta e Bertonia Jeffic Jennifer. Arbitri signor Moretto Leonardo, signor Alessandro Forlì e signor Enrico Mirandola. Un applauso, grazie. Buongiorno per tutti coloro che sono in visione della ripresa fatta da Andrea Ruzza, telecronista sono io, Maurizio Moretto. Siamo alla prima giornata, alla prima partita, scusate, della seconda giornata del trofeo Silver del campionato FVG. Si stanno affrontando le squadre del Baskin Turiaco, Carpe Diem Baskin Turiaco, che in questo momento è in attacco, che segna con il numero 51 Russo Michele, e la squadra dello Zio Pino Baskin Udine.
Per coloro che fossero all'ascolto e alla visione della partita, ricordiamo le semplici regole del baskin per quanto riguarda il portaggio nelle aree dei cosiddetti pivot, l'entrata in palleggio nell'area. Vedete la consegna da parte del numero 44 del baskin Zio Pino, ok, che ha consegnato alla numero 21 Collinianna, alla quale ha potuto effettuare il suo tiro. Le due squadre possono attaccare contemporaneamente su due canestri, uno più piccolo nell'area protetta e uno normale del basket normale, e si può ovviamente alternare le due situazioni. La giocatrice numero 21, che ha avuto un'ulteriore opportunità per tirare a canestro, sceglie naturalmente anche la posizione intorno all'arco dell'area protetta, mentre i numeri che vedete sulle maglie contraddistinti da un primo numero che ne rileva il ruolo, 5 o il 4, il 3, il 2 e poi eventualmente anche l'1 in caso di giocatori pivot che abbiano importanti situazioni di disabilità, e questo numero ovviamente contraddistingue la loro possibilità di giocare e naturalmente anche di portare punti per la loro squadra. La cosa importante da ricordare è che tutti i giocatori ovviamente hanno sulla propria casacca un numero, e questo contraddistingue il loro ruolo. E bisogna ricordare che il ruolo più alto non può andare a marcare un ruolo con un numero più basso. Quindi esempio, un giocatore 40, quindi 41, 2, 3, 4, un 4 non può marcare un giocatore 3. Il 3 può essere marcato solo da un 3, come possiamo vedere in questo momento vicino a canestro. La situazione era proprio del numero 32, i due numeri 32 si marcavano a vicenda e solo fra di loro possono marcarsi. Nessun numero 4 o numero 5 può ostacolare questo giocatore numero 3, perché altrimenti incorrerebbe un'infrazione di difesa illegale. Ecco di nuovo il numero 32, Zoff Riccardo, che è entrato in area per consegnare a Anna Collini. Ha commesso un'infrazione la giocatrice Collini Anna, una infrazione di velocità di tiro. Avrebbe dovuto svolgere il tutto molto più rapidamente, come in questo caso. Vedete, vengono conteggiati i secondi. Il giocatore ha, in caso di un 2R, 7 secondi, scusate, oppure 10 nel caso di un 2T. Ovviamente gli arbitri sono a conoscenza se il giocatore è un giocatore 2R o un 2T, perché è segnato con un apposito cartellino sul palo che regge il canestro. Lo canestro della squadra del Turiaco, il numero 32 Wire Dominic, giocatore molto alto. Ecco, cambiano il lato alla rimessa. Ecco il numero 32 dello Zio Pino, numero 32 Zoff Riccardo, che ha provato ad andare a canestro. Ora il 42 Ulla Sami.
Ancora Zoff Riccardo che va a portare a Anna per un buon tiro, non va purtroppo. Rimessa in campo eccolo qua di nuovo Ulla Sami che va, però sembra abbia fatto il terzo tempo che per un numero 4 non è valido, deve fare semplicemente un arresto e tiro. Questa è una regola che contraddistingue i 5 e i 4. Si può eseguire un arresto e tiro non un terzo tempo, perché un terzo tempo sarebbe considerato quindi un fondamentale per un giocatore che conosce la pallacanestro e quindi dovrebbe giocare come numero 5. Buon canestro in questo caso del numero 41 Franceschini Eric. Ecco, ricordiamo che i numeri 4, quindi 41, 42 eccetera, non sono giocatori di pallacanestro, ma semplicemente dei ragazzi che si avvicinano magari per la prima volta a questo tipo di sport, non possedendone completamente i fondamentali, ma dovendone comunque rispettare i criteri di palleggiare quando ci si muove con la palla, non eseguire infrazioni di doppia, che sono però consentite ai giocatori 3 con minori abilità. Punteggio 11-2 per la squadra del Baskin Turiaco. Numero 57 Zio Pino, numero 57 la Denis Sara, che ha provato un'entrata in terzo tempo, purtroppo non gli è riuscita. Ancora il numero 21 Buonanno Ezio, che è al tiro per il Baskin Turiaco. Pericoloso passaggio del pallone da parte di un arbitro, l'arbitro signor Moretto al compagno di reparto Enrico Mirandola, è passato sopra le teste dei responsabili del tavolo. Vediamo un cambio, sta entrando il giocatore numero 55 dello Zio Pino, Benici Tommaso. Canestro il numero 51 Russo Michele, che è anche il capitano del Turiaco. Tentativo di portaggio non andato a buon fine e la palla viene consegnata dall'arbitro alla maglia, ai giocatori in maglia scura del Turiaco. È il numero 32 del basket Turiaco, Wire Dominic, che
segna il suo secondo canestro della partita e aggiunge altri 3 punti alla propria squadra. Mancano ancora 55 secondi alla fine della partita, il punteggio 18-2. Canestro da parte della numero 22 dello Zio Pino, Conoscenti Angela, che è subentrata a Collini Anna nel ruolo di 2. Altro tiro di Dominic non andato a segno. Ora c'è un tentativo di contrasto da parte di Tommaso Benici sull'altra giocatrice Pesci Sara del Turiaco. In questo caso la giocatrice stanno discutendo gli arbitri, ma sembra che debba essere un tiro quindi è stato considerato molto probabilmente no, semplicemente fallo sul tiro, infatti c'è anche rimbalzo da parte dei giocatori. Sara al secondo tiro libero commette errore, ma rimbalzo da parte del capitano Michele Russo. Ecco ancora il buon Dominic che va a canestro, giocatore con questa altezza difficilmente fermabile dai rispettivi compagni di ruolo, il numero 3. Poi c'è stata una collisione a metà campo fra il numero 55 Tommaso Benici. È rimasto a terra proprio il top scorer della giornata, Dominic. A 7 secondi dalla fine del quarto, sul punteggio di 22-4 vedo una contesa fra i due giocatori che hanno avuto la collisione. Pochi secondi alla fine, 3-2-1, tenta il tiro il numero 58 dello Zio Pino, Olivier Pietro, non va. Quindi si conclude sul punteggio di 22-4 il primo quarto di questa partita, che ha visto in campo le squadre dello Zio Pino Baskin Udine e del Carpe Diem Baskin Turiaco, in una situazione in cui la squadra del Turiaco ha giocato decisamente una pallacanestro, o meglio un basking molto molto dinamico, molto ben preparati questi giocatori, anche
messi in campo con una certa strategia nella gestione dei ruoli, e possiamo dire che fino a questo momento il risultato di 22-4 è ampiamente giustificato dalla qualità che si è vista in campo. Decisamente più efficaci i giocatori del Turiaco, che peraltro hanno avuto un grande Wire Dominic, che in ruolo 3 con un'altezza decisamente ragguardevole è riuscito a produrre veramente molti punti e soprattutto a catturare molti rimbalzi. Vediamo le formazioni che scendono in campo per questo secondo quarto. Per il Turiaco vediamo un giocatore numero 31, Tel Gabriele. Abbiamo il 53 Valdemarin Lisa, il 52 Favaro Marco e il numero 25 un 2T che è Davide Gabriele, e il numero 30, ci sembra, sì, il numero 30 Bortot Gabriele. Questi sono i 6 giocatori che scendono in campo per il Turiaco nel secondo quarto, in situazione di vantaggio 22-4, mentre il Zio Pino Baschin risponde con il numero 55 Bennici Tommaso, il numero 21 Collini Anna, il numero 57 Denis Sara, il 32 Zoff Riccardo. Poi abbiamo visto una new entry del quale però non riusciamo a leggere il numero 33, penso che 39, scusate, il numero 39, cioè Bobbo Giuseppe, e il numero 44 Beliccon Robledo Pilar. Come sempre quando ci sono tornei, partite, si discute molto, ovviamente solo per conoscenze e competenze, su tutti quelli che sono i risvolti del regolamento. Il numero 31 con una capacità di palleggio veramente buona, è entrato nell'area e ha consegna la palla al numero 25 che effettua il tiro, segna. Non viene assegnato punto perché probabilmente doveva tirare sulla parte di canestro più alta, esatto, quindi l'arbitro segnala che era stato dichiarato canestro su quella più alta, quindi non può essere ritenuto valido il canestro su quello più basso, ovviamente. Fallo di piede, rimessa laterale. Intanto vediamo che stanno arrivando in tribuna anche tutti i giocatori dell'Energy Baschin Portogruaro. Canestro numero 25 Davide Gabriele, vediamo 2 punti,
24-4. Canestro di Anna per lo Zio Pino, che quindi si porta a 6. Difesa aggressiva di Tommaso Benicci su Marco Favaro e il numero 31 Tei Gabriele sbuca repentino dall'ombra ed entra in area per consegnare di nuovo la palla al giocatore numero 25 De Vide, che esegue un altro tiro. Vediamo, niente da fare purtroppo. Questo però, anche questo ben eseguito, non fortunato. Eccezionale comunque Tei Gabriele, è sbucato da dietro il compagno, ha fatto una specie di passaggio consegnato ed è arrivato tranquillamente a consegnare la palla, grazie anche alla statura, alla minuscola statura. Anna ancora a segno dopo 2 errori consecutivi nel primo periodo. Si è riscattata subito la giovane giocatrice dello Zio Pino, e Turiaco però sbaglia un canestro abbastanza facile. Lotta feroce fra le 2 giocatrici dello Zio Pino, Sara e Lisa, che si sono date battaglia in un angolo di campo. Le 2 ragazze numero 5 delle rispettive squadre Turiaco e Baskin Zio Pino. Questo era un semicontatto non valutato non dall'arbitro, non irregolare, quindi perfettamente regolare, ed ecco che Sara riporta ad Anna per un'altra possibilità. Ecco, Anna si appresta a un'altra possibilità di tiro e ancora canestro. Si è sbloccata la Collini. Anna si è sbloccata e ha eseguito già i suoi 3 canestri. Eccola infatti che viene riproposto il cambio, rientra la Angela Conoscenti nel ruolo di 2. La rimessa sempre per Turiaco. Nina. Fallo del numero 55 Bennici Tommaso. Canestro di Favaro Marco Favaro
al secondo tiro libero, sbaglia però rimbalzo di Sara del Zio Pino Baskin Udine. Tentativo di recupero, la palla esce, vediamo cosa decidono gli arbitri per una rimessa per la squadra del Turiaco. C'è un cambio, esce Benici, rientra il numero 58 dello Zio Pino, Olivier Pietro. Punteggio 26-10, il Zio Pino è riuscita a mettere qualche punto in più in questo quarto. Il distacco è sempre notevole e c'è Gabriele Tell che entra nell'area protetta per consegnare per un buon tiro a Gabriele De Vide, quale ha qualche problema di equilibrio, ma vedete che viene aiutato dal compagno, non realizza purtroppo, ma ha due tiri a disposizione, non si sa, dichiarato, sembra che abbia dichiarato 2 tiri, quindi no, non ci sono i 2 tiri. Ha perso l'equilibrio il Didier Gabriele e quindi viene aiutato prontamente Davide Gabriele dai propri compagni, dagli arbitri eccetera, per riportarsi nella sua postazione. Si appresta un cambio il Turiaco, rientra il numero 21 Bonanno Ezio, che è un 2R e quindi viene esposto il cartellino. I 2R hanno minor tempo per poter effettuare il tiro rispetto ai 2T. Due tiri per il giocatore Marco Favaro del Turiaco. Rimessa laterale, il secondo tiro non ha toccato il ferro, quindi come nel regolamento FIP la rimessa viene fatta lateralmente. Numero 44, la Belicon Robledo Pilar, nome difficilissimo, porta la palla alla ragazza col numero 22, la conoscenti Angela, che mette a segno un buon canestro e rimette la squadra di Udine in linea di galleggiamento con 12 punti contro 26 della squadra di Turiaco. Ecco che comunque subito la Valdemarin Lisa con un cost to cost molto rapido
riesce a portare due punti per la propria squadra e realizza anche il tiro libero supplementare e quindi abbiamo 29-12. Canestro. I numeri 2 di Zio Pino stanno producendo veramente tantissimi punti in questa giornata portogruarese. Ricordiamo che la squadra ospitante, il Baskin Energy Portogruaro, che ospita questo quadrangolare di questa seconda giornata del torneo regionale Silver, girone Silver. Abbiamo un time out, e prendiamo un time out anche noi e ci aggiorniamo fra qualche minuto.
Nel frattempo il risultato è cambiato, siamo sul 40-17 e canestro di nuovo della numero 44 dello Zio Pino, Roberto Pilar. E canestro ancora di Michele Russo, capitano della squadra di Turiaco, che porta a 42 il punteggio quando mancano 42 alla fine del secondo tempo di questa partita fra Turiaco e Zio Pino Baschin-Udine, che è una delle tre squadre che hanno che lo Zio Pino può schierare. Ancora la numero 44 Robledo Pilar, che mette a segno un altro punto, mentre super Tel Gabriele porta avanti da playmaker di grande spessore, porta avanti la palla e sbagliano a ripetizione finché prende il sopravvento la Lisa Valdemarin e mette 2 punti. Ancora Robledo Pilar, passi, frazione di passi fischiata dall'arbitro fouling. Ed è una chiara opportunità da canestro, perché Roberto Pilar era la squadra Zio Pino era in superiorità numerica 2 contro 0. Roberto Pilar di nuovo, eccola di nuovo 2 contro 0 con la compagna, addirittura in 3 va a canestro Sara, che non riesce a mettere canestro, e a 0 secondi purtroppo non riesce a fare l'ultimo tiro del quarto Lisa Valdemarin. Comunque punteggio che è stabilito in 44-21 per la squadra del Turiaco, e si va a riposo lungo con una situazione di vantaggio da parte di Turiaco, che ha dimostrato veramente di essere una squadra molto ben preparata e con parecchi giocatori che hanno punti nelle mani.
Eccoci per il terzo quarto di questa prima sfida che si svolge oggi a Portogruaro per il girone silver del trofeo regionale di Baskin. Sempre i microfoni Maurizio Moretto con la regia di Andrea Ruzza per commentare questa sfida fra Turiaco e Zio Pino Udine. Ed ecco ancora Turiaco in attacco con il numero 32, Dominic Wayer, che finora è stato uno dei migliori marcatori della giornata grazie alla sua altezza e anche alla ottima capacità che ha nel gestire la palla. Il risultato in questo momento è di 46-21, nettamente in vantaggio la squadra di Turiaco. Dominic di nuovo in contropiede. Questa volta gli viene fischiata una infrazione di passi. Vediamo un time out richiesto dalla squadra di Zio Pino. Probabilmente il coach il coach Floreani vorrà parlarci sopra per cercare di rimettere in linea di galleggiamento la propria squadra, che si trova in questo momento sotto di 24 punti di scarto, 5 punti di scarto, scusate, e molto probabilmente vediamo se apporterà qualche correttivo al gruppo. È rientrata Robledo Pilar, che è stata una spina nel fianco nel secondo quarto per la difesa del Turiaco. Abbiamo sempre in campo Bennici e Tommaso, che tenta passaggio, viene anticipato il numero 32 Zoff Riccardo, viene anticipato da Dominic Wayer. Ora ecco Zoff che tenta di portare, anzi no, prende un tiro da fuori della linea del campo dell'area protetta. Tentativo di scarico di Bennici che però non va a buon fine, sembra un'infrazione di tocco di piede, ed ecco che va a fare un portaggio perfetto da rimessa fino all'area per la numero 21 Anna, però commette un errore. Robledo Pilar che però si fa portare via la palla dall'altro numero 41 e fallo di una certa intensità da parte di Bennici Tommaso sul capitano Russo Michele, che avrà 2 tiri liberi. Gioco, canestro, e 47-21 per la squadra di Turiaco. Zio Pino in possesso di palla con Bennici Tommaso che tenta un portaggio, sembra completato, quindi Anna va per il tiro. Sfortunatissima Anna in questo caso, perché il pallone ha giocato sul ferro ed è uscito, praticamente ha ruoteato più volte. Non fortunata.
Ora c'è un portaggio da parte del numero 41 Franceschini Eric per il numero 21 Bonanno Ezio. Mi sembra che canestro non sia stato convalidato per un'invasione. Sara di Potenza entra nell'area per consegnare la palla di nuovo alla Anna, ancora sfortunata, uguale tiro fotocopia del precedente, che batte sul tabellone, gira sul ferro ed esce. Dominic, signori, questo oggi sta facendo veramente danni alla difesa dello Zio Pino, segnando a raffica. Veramente in questo momento qua un numero 3 dominante per questa squadra. Ottima difesa di Russo, che lancia il numero 42 Ullah Sami, che realizza. Numero 42 Ullah Sami. Numero 39 dello Zio Pino Bobbo Giuseppe, che gioca con un vistoso copricapo, riconoscibile dal vistoso copricapo. Stoppato, i due numeri 32 si stanno dando battaglia. Dominic in questo caso è andato a stoppare Riccardo Zoff. Lancio lungo e va a canestro Ullah Sami sul lancio lungo del compagno. Non è stato dato valido il canestro, però non potrei capirne il motivo. Non ho visto l'arbitro che tipo di giustificazione abbia dato all'annullamento di questo tiro. Forse perché ha fatto un terzo tempo. Canestro da parte di Zio Pino, che però Anna ha fatto canestro. Non abbiamo capito se è stato convalidato o meno il punteggio, perché è stata dichiarata un'invasione. In ogni caso il punteggio è sempre sul 23 al 52, sempre ormai una trentina di punti in vantaggio la squadra del Turiaco, che sta dilattando anche grazie alla buonissima prova del suo capitano Russo Michele e comunque di tutto il gruppo, che è veramente una squadra molto equilibrata in tutti i reparti. Stoppatona di Russo Michele, che ha fatto vedere che grazie al giocatore sia. Tiro sbagliato in questo caso di Ezio Bonanno e canestro di Guayer. Dominic ha segnato tantissimi punti in questa gara, realizzato benissimo tantissimi punti. 41 non è riuscito a fare canestro. Il numero 51 prende la palla, guadagna l'area protetta, mette Bonanno Ezio nella situazione di poter fare un buon tiro dall'angolo, non va. Olivier, tentativo,
Nuovo portaggio da parte di Russo Michele, che va a mettere in condizione Bonanno di fare un altro tiro. Niente, peccato. Ci sta provando il buon Ezio, ma non ha veramente avuto fortuna. È entrata anche la numero 33 per lo zio Pino. Tanto canestro ancora di Dominic Guaiere. Per lo zio Pino è entrata la numero 33, Kyle Gaia. Canestro di Angela Conoscenti. È stato un chiarimento fra i tre arbitri per una posizione a rimbalzo poco chiara da parte del giocatore numero 58 Olivier. Sembra che tutto si sia risolto. 41 al tiro, non va, peccato. Ed è ancora Russo Michele, capitano, che fa un numero incredibile. Russo Michele, grande canestro in rovesciata che porta la propria squadra al 50 sul 57 a un minuto dalla fine del terzo periodo di gioco. Olivier conduce palla, sta tenendo veramente molto la palla questo ragazzo, e tentativo di passaggio a Gaia, che però viene intercettato da Dominic. Ecco Gaia sta cercando di fare un portaggio alla compagna, bravissima, tutto perfetto, mette in grado Angela di fare un altro tiro, peccato. A 42 secondi dalla fine, tiro di Angela non va a canestro, e Michele, il capitano Michele Russo, lancia nuovamente Dominic. Questo è un gioco che sta producendo tantissimo per Turiaco, perché l'altezza di questo ragazzo è difficilmente contrastabile, anche da uno che abbia un ruolo non 3, perché è veramente molto molto capace e ha delle abilità veramente buone, soprattutto quando è sotto canestro fa canestro. Quindi veramente giocatore che ha prodotto tantissimo per la squadra di Turiaco. Poi con la collaborazione del numero 51, che è un ottimo giocatore oltre che passatore. Si conclude quindi il terzo quarto sul punteggio di 62 a 25, 62 a 25 per la squadra di Turiaco, che ha decisamente dominato ogni quarto giocato finora e si appresta alla conclusione del match con un vantaggio di quasi 40 punti che insomma possono dare una certa tranquillità a coach Fabio Zuppar e al suo vice Eric Franceschini per portarsi poi fino alla fine del match di questo primo incontro del
torneo Silver che si svolge qui a Portogruaro, del girone Silver del torneo regionale di Baskin del EISI, Ente Italiano Sport Inclusivi, organizzato dal Energy Portogruaro, grazie al presidente Moretto Leonardo, che in questo momento qua sta arbitrando anche la partita, insieme, ripeto, con Alessandro Forlin ed l'altro arbitro Enrico, che ora stanno discutendo. Enrico e Leonardo li vediamo in discussione, credo sempre per via delle regole, perché questo gioco qua, avendo tantissime regole, è anche è anche difficile poi nella gestione dell'applicazione di queste regole, ok? Risulta molto molto difficoltoso per gli arbitri gestire tante regole diverse che sono naturalmente adattate sulle capacità dei giocatori. Bisogna veramente un plauso a Alessandro, Leonardo e Enrico per la gestione di questa partita. Aiuta molto comunque anche in campo il fatto che ci sia molto fair play fra le squadre. Tommaso ha fatto un ottimo esercizio di handling, Tai Gabriele che si avvia al canestro grazie alla sua ottima capacità di controllo di palla, un ottimo controllo di palla questo giocatore, che pur non essendo alto ha un controllo di palla veramente ottimo e riesce a portare il pallone nella metacampo avversaria, anche nelle aree protette, con grande velocità e grande controllo. Molto bene, bravo Gabriele. Si avvia Sara, Sara cerca di contrastare la Lisa, che alla fine la vince di forza e d'astuzia. Sara che si avvicina a canestro, purtroppo si è palleggiata sul piede, palleggio non controllato. La palla passa al Turiaco che sul punteggio di 64-27 è in completo controllo della partita. Pur non controllando questo pallone, Favaro Marco è stato veramente di una efficacia, un'ottima efficacia. Cielo che sta cercando ora, ecco, di uscire si avvicina al canestro, contrastata da Gabriele, prova il tiro, non va. Turiaco di nuovo in possesso di palla, sfondamento. Rimessa dal punto da dove è stata effettuata, perché nessuno l'ha toccata, la palla è uscita senza che nessuno toccasse la palla, quindi si ripete la rimessa dal punto in cui è stata effettuata quella precedente. Lancio lungo per
Viene intercettato molto velocemente da Robledo Pilar, che innesca immediatamente Angela, che mette a segno altri 2 punti per il 29 della squadra di Zio Pino. Sempre a 64 errato tentativo da parte di Lisa, che voleva probabilmente cercare un portaggio, ma poi ha interrotto con un passaggio. Non si può, quindi regola immediatamente applicata dagli arbitri. Tommaso Bennici rimette Angela nelle condizioni di tirare, purtroppo questa volta non va. Ecco di nuovo al numero 44 del Zio Pino, Robledo Pilar, inseguita da Orlando Isotta, che è da poco subentrata nella squadra di Turiaco. Isotta, ecco, Robledo Pilar ha 2 tiri liberi. Sbaglia il primo, purtroppo la numero 44, sbaglia anche il secondo e viene consegnata di nuovo la palla ai bianchi, perché probabilmente per un fallo di difesa illegale. Peccato Gaia, tentativo del numero 33 dello Zio Pino, mentre Gabriele va per un canestro da sotto, non ce la fa. Ancora Marco Favaro, che mette 2 punti per la propria squadra. 66 in questo momento, a 4:44 dalla fine. Contrasto di nuovo fra i numero 52 e il 55. Ci sono scintille scintille in campo fra Favaro e Bennici. Tutto viene riportato al massimo della sportività e del fair play, nonostante, ripeto, si giochi per 2 punti in classifica, sia per Turiaco sia per Zio Pino. Lotta furibonda sotto canestro per un possesso della palla, che in questo caso viene assegnato qui c'è contesa. Palla 2 a centrocampo fra sempre Bennici e Favaro, gli stessi protagonisti della giocata precedente. Queste c'è stata una veramente fuoco, perché Lisa non le ha risparmiate al povero Bennici, colpevole solo di essere stato molto agonista nel contatto, ma non abbiamo visto nulla di più che un sano agonismo, peraltro. Canestro di Orlando Isotta. Zio Pino stoicamente sta cercando di rimanere incollato alla partita, e Sara finalmente premiata da un tiro in terzo tempo e da un buon canestro. La bravissima giocatrice dello Zio Pino si è veramente spaccata in 4 oggi per cercare di aiutare i propri compagni. Ecco, numero 30 di Turiaco,
numero 30 e Bortot Gabriele, che ha cercato un buon canestro e ancora un ottimo tiro da parte del numero 40, e Sara riporta e rimette Angela nella condizione di far male al Turiaco. Vediamo se riesce. Purtroppo non è ancora fortunata. Il numero 58 Olivier conduce palla. Gestione degli ultimi 3 minuti di partita con Turiaco decisamente in vantaggio, ma l'agonismo abbiamo visto che non è venuto a mancare. Angela prende la palla, conoscendo perfettamente il regolamento, e mette a canestro 2 punti che portano la propria squadra a 31. Convalidato il canestro oppure il punteggio in questo momento è 70 a 33. Ci sono 2 cambi, esce Cielo, Gaia, rientrano il numero 31, scusate, il numero 32 Riccardo Zoffe, il numero 39 scusate, Bobbo Giuseppe. E Russo rimette di nuovo il numero 25 Davide Gabriele in una per la possibilità di far canestro. E canestro del numero 25 Davide Gabriele, veramente eccezionale questo ragazzo, che ha enormi difficoltà di equilibrio, come abbiamo potuto vedere. Viene sostenuto da questo passeggino e dal compagno quando ha la palla in mano, e nonostante questo è riuscito a mettere a segno 2 punti importantissimi che portano a 72, quindi un vantaggio di 40 punti per la squadra, di quasi 40 punti per la squadra di Turiaco. Siamo praticamente agli sgoccioli, manca poco meno di 2 minuti alla fine di questo primo incontro. E canestro di Tel Gabriele, che è andato a farsi 2 punti nel canestro più basso a metà campo. Ha fatto questa scelta tatticamente molto saggia e ha portato la propria squadra a 74 punti, punteggio molto alto, che certifica la qualità offensiva di questo gruppo di Turiaco, messo in campo, diciamo, magistralmente da Fabio Zuppar, che ha saputo gestire tutte le situazioni di gioco a proprio vantaggio. Passaggio lungo per Lisa mette nelle mani di Isotta cerca di innescare successivamente ancora il buon Gabriele De Vide, che si sta aggiustando per la posizione di tiro. Riceve palla, vedete che esegue un tiro, non viene considerato rimbalzo valido. La palla torna nelle mani di Olivier, il quale ora si appresta a una rimessa, mette in condizioni Roberto Pilar di fare un portaggio
portaggio a favore sempre di Anna Collini, che sbaglia il tiro. Rimbalzo di nuovo di Olivier. Siamo ormai al finale di partita e Robello Pilar prova un tiro per vedere. Scatta il contropiede di Tel Gabriele, playmaker da mani finissime e pulitissime. Scarica un assist, mette in condizione l'altro Bortot di tirare, non c'è. A questo punto Russo Michele prende il tiro, non c'è. Lisa ancora e scade il tempo, finisce la partita sul punteggio di 74 a 33. Netta vittoria di Turiaco, che porta a casa i 2 punti in classifica. E chiaramente i complimenti a questo gruppo del Baskin Turiaco, Carpe Diem Baskin Turiaco, che ha veramente gestito in maniera ottimale la partita. Un gruppo molto solido, ben equilibrato in tutti i reparti. Veramente complimenti. Per Zio Pino sicuramente una partita non facile contro un gruppo come quello di Turiaco, però progressi rispetto alla partita iniziale vista a Udine. Tanto lavoro ancora da fare per il coach Floreani, per la gestione di questo gruppo, che ha sicuramente qualche individualità di spicco, ma che ancora deve trovare la quadra per potersi giocare le partite contro squadre come Turiaco e Portogruaro. Portogruaro, Energy, Baskin, che esordirà fra poco qui sul parquet del Pala Lovisa per la seconda partita del girone Silver di oggi, quindi che si giocherà alle ore 11:30, quindi fra circa mezz'oretta. Noi intanto vi salutiamo per un breve break, ok? Pausa.
così. Qua. Allora, abbiamo portato ai microfoni coach Zuppar Fabio, coach della squadra di Turiaco, il Carpe Diem, e a lui chiediamo se è stato difficile in questo periodo di Covid, no? Di questa pandemia, gestire gli allenamenti e continuare l'attività. Allora sì, buongiorno a tutti, sì sicuramente, come tutti gli sport, le squadre, le scuole, è stato difficile anche per noi, avevamo metà gente sì, metà no, metà uno per contagiato, positivo, però piano piano adesso ne stiamo uscendo, penso come tutti, e stiamo avendo anche delle belle soddisfazioni al di là del vinto o perso, proprio come gioco, come tutto. Oggi difatti mi sono venute le lacrime per il 3 nostro che ha segnato, quello col passeggino, che è la sua prima partita, era già nervoso ieri sera, stanotte. Per cui è una bella... Il 25? Sì, scusa, il 25, quello col passeggino. Per cui è uno sport bellissimo, la pallacanestro è bella già di per sé. Poi quando fai con i disabili, con qualcuno che vedi che non può fare certe cose e dopo riuscire a tirare, a passare, essere contenti, è veramente una bella cosa. Ringrazio tutti quelli che hanno inventato questo gioco e speriamo di andare avanti così con tanti avversari nuovi e via, insomma. Questo girone silver comunque abbiamo visto anche nell'altro giorno che si è disputato a Udine, ha comunque dimostrato che ci sono delle individualità di spicco. Voi avete due ragazzi sicuramente che oggi hanno prodotto tantissimi punti, e anche Elisa, mi pare, anche Elisa è una giocatrice di buon livello. Sì, abbiamo avuto la fortuna che questi giocatori sono venuti a trovarci, sono anche loro appassionati a questo sport e pur avendo, diciamo, il loro limite dei 3 tentativi, poi magari spartiscono palloni, giocano per gli altri, per cui anche loro stessi guadagnano in tutto, imparano tanto da questo sport. Comunque sono bravi sì, e spero che migliorino ancora, perché secondo me uno può sempre migliorare. Complimenti coach Zuppar, e ci rivediamo alle prossime puntate di queste appassionate sport. Va bene, grazie a tutti voi e buona giornata. Grazie mille. Io la tengo, voi potete fare come volete. Luis Bennici. Allora, aspetta che mi metto in favore di telecamera. Eccoci qua. Allora, siamo con allenatore e dirigente della squadra del Zio Pino Baskin Udine, che è una delle 3 squadre dello Zio Pino che l'amico Andriola è riuscito a costruire un grandissimo risultato, bisogna dire. Voi nel periodo della pandemia avete avuto difficoltà nel gestire i gruppi? Chiedo a Benissimo. Noi abbiamo avuto un po' di difficoltà, ma non abbiamo mai mollato, abbiamo fatto tutto quello che il regolamento prevedeva, abbiamo tenuto i contatti, anche abbiamo lavorato online, abbiamo fatto degli esercizi online, abbiamo mantenuto una cadenza bisettimanale, pur facendo tutto per tenere proprio le relazioni tra i vari giocatori e per tenere i gruppi uniti. Invece al coach chiedo se la partita di oggi rappresenta uno step in avanti rispetto alla prima partita, se ci sono stati dei miglioramenti, si è notato che la squadra ha prodotto più gioco rispetto all'inizio. Beh, io sono sicuramente contento di come ha giocato la partita, la nostra squadra. Devo dire la verità che hanno dato il massimo e sono veramente contento di questo, quindi che loro siano consapevoli di aver dato il massimo e soprattutto grazie a questo fatto hanno costruito un gioco che sta andando in una progressione sempre migliore.
quindi in verità stiamo sviluppando sempre azioni più interessanti, gioco più fluido, più dinamico, quindi devo dire la verità, molto contento di come è andata la partita e dei miei ragazzi, dei nostri ragazzi. Infatti, guardando la partita abbiamo visto che il divario è stato creato più che altro da situazioni limitate ad alcuni giocatori, che sicuramente Turiaco ha un paio di giocatori che sono difficilmente marcabili, tipo Dominichi il 32, è veramente alto com'è nel ruolo in cui gioca. Certo, il 51 ha sicuramente, il capitano ha fatto molto bene, anche la ragazza, anche Elisa, prodotto tantissimo, per cui bisogna dare onore al merito, una squadra molto quadrata, però devo dire che sostanzialmente a livello di gioco, per quello che ho visto io, c'è stato abbastanza equilibrio. Forse siete mancati un po' in fase realizzativa, cioè quando avevate la possibilità di tirare al canestro. Questo naturalmente ha decretato un punteggio piuttosto ampio. In merito invece a quello che è successo lì a metà campo fra il vostro giocatore Tommaso si chiama? Tommaso e l'altra ragazza, io sinceramente da qui non ho capito bene che cosa sia successo, non mi pare niente di che, però ho visto un po' di screzi. Ma io credo sinceramente che siano episodi che capitano in maniera costante, soprattutto nell'agonismo, perché questi episodi sono frutto di agonismo, quindi non è uno sport dove ci si dà carezze, è uno sport di contatto in ogni caso, no? Quindi non stiamo giocando a basket, a tennis o un altro sport, siamo in campo e sì, ovviamente l'agonismo, il momento, l'ansia e questo fanno sfogare il giocatore, e in quel caso lì è successo semplicemente che si stavano contendendo la palla 2, non è che si può dare una carezza a una palla 2, si cerca di rubare la palla ovviamente lo scopo del gioco è prendere la palla, quindi sinceramente non è un episodio che valuto o che considero importante. Sì, anche da quello che abbiamo potuto vedere noi era un semplice momento di gioco, non abbiamo visto nulla di che, probabilmente lo stress ha poi portato così un'esagerazione soprattutto dal punto di vista emotivo, ma nulla di più insomma. Era tutta grinta e niente cattiveria, quindi fa parte del gioco. Poi il momento di fair play nel momento in cui tutto si è calmato e si è tranquillizzato. Bene, io vi ringrazio della partecipazione, sempre gentilissimi. Speriamo di vederci alle prossime puntate di questo sport meraviglioso. Grazie a tutti e due, arrivederci.
Abbiamo un gradito ospite, il professor Sergio Amurri del liceo 25 aprile Portogruaro. In questa giornata dedicata al FAI ha trovato il modo, da appassionato di basket e quindi anche di basking, di venirci a trovare in questa giornata portogruarese qui al Pala Lovisa per assistere all'incontro fra l'Energy Basking Portogruaro e l'altra squadra di Udine. Ci siamo seduti qui nella tribuna e chiediamo al professor Amurri quale può essere il significato di questo sport nell'ambito dell'inclusione. Io sono entusiasta perché sono veramente stupefatto, perché giocano tutti Maurizio, è incredibile. È meglio del basket, perché vedi una grande passione e una grande democrazia in tutto questo. Le persone sono entusiaste come me e quindi vorrei vedere presto nelle scuole questi progetti, arrivare a tanti ragazzi ma anche a tanti adulti, a tante persone più grandi. Insomma, secondo me cambia la mentalità delle persone il basking, è una novità, è la nuova cultura che sta avanzando in maniera inarrestabile e noi non possiamo farci niente, dobbiamo solo partecipare. Grazie Sergio, perché le tue parole riflettono anche quello che è il mio pensiero anche da insegnante di scienze motorie. Devo dire che ho trovato in questo sport veramente un'apertura mentale, una nuova frontiera per poter fare inclusione veramente senza usare semplicemente la parola ogni tanto per pulirci la bocca, no? Invece questo è veramente fatto, okay? Il fatto che questo sport riesce a far coesistere durante la stessa partita giocatori con diverse abilità. Abbiamo visto anche prima nella squadra del Turiaco un giocatore completissimo come Michele Russo, un 5 che potrebbe fare ancora la differenza anche a livelli di Serie D, e ragazzi con disabilità importanti fare canestro, quindi dare il loro contributo. Sarebbe auspicabile che questo naturalmente invadesse anche il mondo della scuola. Sì, sarebbe importante, ma secondo me succederà. Non è ancora successo, forse la pandemia ha rallentato certe sinergie. Però io vengo dalla piazza di Portogruaro, dove il FAI sta aprendo i portoni degli antichi palazzi, e anche quella è cultura. Però, per tornare a quello che dicevo prima, questa è cultura umanistica, perché veramente c'è amicizia, giocano anche le persone in difficoltà come me, che ho le gambe rotte, ho 2 ginocchia spaccate, però potrei tranquillamente entrare e trovare aiuto, amici. Quindi l'invito è a venire tutti, venite in palazzetto, vedete un po' gli orari, venite in palazzetto a Portogruaro, nell'attesa che ci sia un palazzetto decente a Portogruaro, che noi vogliamo e chiediamo, nel centro di Portogruaro. Però nell'attesa che succeda questo miracolo, spero che veniate tutti a vedere il basking, che giochiate tutti a basking. Grazie Sergio, perché il basking in Portogruaro e il basket Portogruaro auspicano sicuramente da molto tempo l'arrivo, la nascita di un centro sportivo che sia all'altezza ovviamente del prestigio di questa città. Per tornare a noi, vi auguriamo una buona visione della prossima partita e facciamo un grosso in bocca al lupo ovviamente alla squadra del Portogruaro, che ha vinto la prima del girone e ora si appresta a questa seconda partita contro la squadra degli udinesi del Tolmezzo, che hanno sicuramente un ottimo skill, degli ottimi giocatori che oggi vedremo all'opera. Nel frattempo ci prendiamo una pausa per un buon caffè e ci rivediamo con l'inizio del match. Grazie a tutti.
Eccoci alla seconda partita di questo secondo turno del girone Silver del torneo Baskin Friulano. Di fronte il Baskin Tolmezzo e quale e la squadra di casa, l'Energy Baskin Portogallo. No. E vorrei ringraziare prima di tutto uno dei giganti della pallacanestro italiana, per il quale voglio un grosso applauso presente oggi qui con noi. Saluto Ottorino Flamonea che è venuto a trovarci per questo importante momento di inclusione che rappresenta il basket. Lo ringrazio anche perché ha voluto donarci questo gadget, questo zainetto che vorrei consegnare nelle mani del coach ospite Luca Bosoni. Ecco qua, è un gadget, sono alcune magliette e una divisa che Ottorino ha voluto donare e pensiamo sia un gradito segno a voi che oggi giocate contro di noi. Non è un tentativo di corruzione, che sia chiaro, lo diciamo prima che magari qualcuno capisca male. Ringrazio Luca della presenza e soprattutto grazie a Ottorino di essere venuto qui a presenziare in questo momento importantissimo per noi. Approfitto quindi per la presentazione delle squadre che vedo già pronte. Inizio con il Baskin Tolmezzo, gli ospiti che schierano in campo con il numero 52 De Monte Camilla, capitano della squadra, numero 54 Maso Stefano, numero 55 Tosoni Luca, numero 41 Sabadelli Nelli, numero 43 De Prato Mara, numero 45 Job Giulia, numero 34 Bearzi Giulio, numero 24, scusate, sì, Moriante Giorgia, numero 351 addirittura De Prato Iuri, l'allenatore è sempre Tosoni Luca, dirigente responsabile Maso Stefano, un grosso applauso anche per loro. Con maglia rossa e nera, notare, si presenta in campo la squadra del Energy Baskin che schiera new entry. Grosso applauso perché con noi combatte Fabio, ex colonna della pallacanestro portogallo di tanti anni fa. Numero 56, altra fresca conoscenza, l'amico Titti Francescato Cristiano. Numero 58, Fregonese Camilla. Numero 42, Aurora Tobia. Capitano della squadra naturalmente, Aurora fresca nomina di capitano della squadra. Numero 46, the best friend, Castello Giuseppe. Numero 41, l'uomo di altri tempi, Stival Claudio. Con il numero 31
shooter, tiratore da 3 più incredibile della storia, Verdon Daniele. Il numero 36, uno scorer che non sbaglia mai, Nardi Edoardo. Il numero 32, the best man, Fagotto Alberto. Numero 36, la Furia, Bornacin Furio. Il numero 23, grande conoscitore di tutte le macchine, di tutto il paese, di tutto lo scibile umano, col numero 23, Uori Alberto. Il numero 22, il mio grande sostenitore di tutte le mie fatiche, 22, il signor Rossini Marco. La Gazzella. Il numero 28, una che non sbaglia mai, Serra Rachele. Il numero 11, la nostra giocatrice più rappresentativa, nessun altro commento, Rigoni Giulia. Allenatrice, fresca di nomina, fresca di tesserino, Monica Lotto. Assistente in panchina, nostro playmaker che ora assiste dalla panchina, Zampar Giuseppe, grande. In panchina, sempre presente con noi a darci una mano, il dottor Nardi, grazie dottore. Bene, gli arbitri sono gli stessi di prima, quindi Enrico, Alessandro e Leo, ma Leonardo si astiene, quindi sono due arbitri, solo Enrico e Alessandro. Leonardo per un momento prima dal presidente. Un applauso anche per il nostro presidente e organizzatore della giornata. Bene, ricordandovi che tutte le partite sono in diretta sul canale YouTube, chiedo conferma al nostro Andrea Ruzza, che è il nostro regista della giornata. Una buona visione e una buona partita a entrambe le squadre.
Sta per avere inizio il secondo match della giornata. Parte subito Aurora Tobia, contropiede, 2 punti facili per il Portogruaro grazie alla contesa vinta da Fabio Gobbato. Tolmezzo in possesso di palla, tiro sbagliato, contropiede immediato di Fabio Gobbato, che va a fare immediatamente portaggio. È una delle prime esperienze per il buon Fabio in questo sport, ma abbiamo visto che si è subito integrato velocemente. Da giocatore intelligente qual è, ha capito immediatamente quali sono le regole da rispettare. E Giulia, tentativo non andato a buon fine, chiede ovviamente il secondo tiro, secondo tentativo. Purtroppo non va, deve ancora scaldare la mano Giulia, ovviamente ha solo l'inizio. È ripreso il match, contropiede Camilla per Furio. Furio sbaglia il primo tiro, sbaglia il secondo, non viene contrastato e quindi purtroppo 2 errori per Furio, che è solitamente giocatore molto preciso. Fallo di Fabio Gobbato. Fabio dà 2 tiri liberi alla squadra del Tolmezzo. Sbaglia il primo, giocatore numero 54. Maso Stefano ancora per il secondo tiro libero. A segno il tiro libero, 4-3. Camilla, terzo tempo facile di Camilla, che va 6-3. No. Portaggio per la numero 24, Miorante Giorgia, che si mette nell'angolino, non fa canestro ma prende il proprio rimbalzo, passaggio in esterno. Sbaglia la numero 52 De Monte Camilla, anche capitana della squadra. Numero 34 prova a giocarla, gran passaggio e canestro facile della numero 45, Job Giulia, mentre Aurora Tobia va a realizzare un nuovo tentativo.
esce dall'angolino Giorgia Miorante per il suo tentativo, non va, rimbalzo di Aurora ed ecco Furio che fa portaggio per Giulia. Bravissimo Furio, mette Giulia in condizione di eseguire il suo tiro. Giulia si aggiusta la posizione fronte canestro, prende la mira, non va e si rigioca. Canestro di Giulia Job e Camilla nuovamente in contropiede, facili 2 punti di Camilla, punteggio è 10-7, un chiaro vantaggio la squadra portogruarese, che vede in campo 2 numeri 4, Stival e Aurora Tobia, Claudio Stival e Aurora Tobia, e 2 numeri 5, Camilla e Fabio Gobatto. La Camilla Fregonese, ecco Furio, canestro di Furio, 3 punti per Furio, porta a 13-7 il risultato. Furio è un giocatore che sicuramente può produrre tantissimi punti ed è anche molto abile nella fase difensiva. Altro portaggio per la giocatrice Giorgia Miorante, che si appresta di nuovo al tiro dall'angolo, che se fosse realizzato varrebbe 3 punti. Purtroppo commette l'errore e quindi la palla viene consegnata alla squadra di Portogruaro. Claudio Stival che fa la rimessa per Fabio. Fabio attacca canestro, di nuovo Furio, non va, rimbalzo, Fregonese Camilla non va e Claudio Stival invece va. Sono dominanti sotto canestro i portogruaresi, vediamo che subiscono solo le scorribande offensive della squadra di Tolmezzo, peraltro in attacco non hanno avuto grossi problemi a presentarsi sotto canestro per il tiro. Vediamo qual è la decisione ora di coach Lotto, che ha deciso in questo momento qua di schierare Titi Francescato e Furio, che non è possibile marcare, immarcabile Furio, immarcabile. Furio porta già a 18 i punti della squadra portogruarese, 18-7 dopo ma quando mancano 3 minuti alla fine non va. Purtroppo oggi Giorgia Miorante non ha una grande giornata al tiro. Aurora Tobia, figlia di Giancarlo Tobia, grandissimo giocatore, tiratore, un cecchino implacabile, ha giocato fra le altre squadre a San Donà, a Pordenone, e conosciuto e stimato giocatore veramente di categorie superiori, dalla Serie A alla Serie B, Serie C, ha giocato tantissimi anni, carissimo amico. La figlia ora è qui che gioca a Baskin e che sta dando un grandissimo contributo, nonché anche eletta capitana da tutta la squadra per la sua volontà, passione e soprattutto per la grande capacità di gestione del gruppo. Canestro di Giulia Rigoni, grande canestro di Giulia Rigoni, che va ora a godersi l'applauso del pubblico. C'è un cambio programmato, ecco, esce Giulia, entra
il nostro Edoardo e esce Furio ed entra Edoardo, mentre Marco Rossini ha preso il posto di Giulia, che ha fatto il suo canestro portando a 22-7 il risultato. Veramente una squadra portoghese che è partita con 22 punti in pochi minuti e si invola. Aurora preferisce non andare a canestro quando avesse spazio libero per servire Marco Rossini, numero nostro 22R, che si canestro non convalidato, per un errore di posizionamento. Sembra abbastanza discutibile la decisione dell'arbitro, però noi da questa distanza non ci permettiamo di... Attenzione, un pallone in campo, c'è un pallone in campo, c'è una palla in campo, purtroppo i ragazzini in tribuna, fuori da tribuna stavano giocando, inavvertitamente è andato un pallone, è andato in campo, prontamente messo fuori. Rossini ci riprova, sbaglia canestro. Nera, quindi palla rimessa per l'Energy Baskin, che riprova ad attaccare. Ancora rimessa ancora per la squadra portogruarese. Fabio Gobbato per Edoardo, che però stranamente sbaglia, ma riprende il suo rimbalzo e tira. Grandissimo Edoardo, veramente. Da quando lo conosciamo ha fatto veramente passi da gigante questo ragazzo e ha prodotto un sacco di punti per la sua squadra in queste partite. È riuscito anche a difendere, però risponde il numero 34 Bearzi Giulio. Veramente un bel match fra questi due ragazzi, numero 3. Ed ecco Stival ancora per Edoardo, che canestro, signori, una macchina da guerra questo ragazzo qua. Ha una capacità realizzativa veramente, invasione di Titi Francescato, per cui dà la possibilità di fare portaggio della giocatrice numero 52 De Monte Camilla, che può entrare tranquillamente a consegnare la palla per Morante Giorgia, che ci riprova e va finalmente. Una soddisfazione per la numero 24 del Baskin Tolmezzo, che porta a 12 il punteggio della propria squadra. Mancano solo 24 secondi al termine, vantaggio netto la squadra di Portogruaro, che ora si difende con Claudio che intercetta questo pallone. Ancora ultimo possesso per Tolmezzo, va a canestro e canestro della numero 52 De Monte Camilla, che porta a 14 il risultato. Fallo. Fabio Gobbato prova gli ultimi 3 secondi ad andare a canestro, fallo, avrà 2 tiri liberi. Sul punteggio di 28-14. Punteggio altissimo per una partita di Baskin, un quarto 28 punti, sono veramente tanta roba, e Fabio ha la possibilità ulteriore di incrementare. Infatti porta a 29 il punteggio dell'Energy Portogruaro a 3 secondi dalla fine. Altro rimbalzo per un T, non va, non c'è più tempo, il tempo è finito. Si conclude questo quarto con il punteggio di 29-14, netto vantaggio per il Baskin Portogruaro, per l'Energy Baskin Portogruaro, che
ha dato una dimostrazione veramente di essere una squadra quadrata, ben messa in campo, ben allenata dal coach Monica e dal suo assistente Zampar Giuseppe, il duo che sta mettendo in campo, sta gestendo le strategie e i cambi di questa squadra, che si dimostra veramente completa in ogni reparto, con l'arrivo dei due big, soprattutto Fabio e Titi Francescato, ex giocatori di Portogruaro, Caorle, Fossalta di Portogruaro, anche a buoni livelli. Ricordiamo che sia Titi che Fabio hanno giocato a livello di Serie C parecchi anni fa, per carità, però sempre giocatori di un buon livello, e hanno prodotto oggi una pallacanestro che è risultata frizzante, bella da vedere, grazie alla collaborazione di Camilla e Aurora, che hanno, dal punto di vista del comparto 5-4 femminile, hanno dato veramente una buona mano, un ottimo impatto sulla partita. Ed ora ci troviamo in campo con Camilla, Claudio Stival, Beppe Castello, il nostro Beppe Castello, e purtroppo, se viene lasciata sola la numero 52, la De Monte Camilla, l'altra Camilla, fa veramente male. Ecco il nostro peccato, super Beppe Castello, movimento reverse, ci gioca sotto canestro fra Tosoni e Titi Francescato, palla viene data bianca. È entrato anche De Prato Iuri, col numero 351. E canestro, ha cominciato a segnare la Miorante Giorgia. Ora la Giorgia ha cominciato a fare canestro, sono dolori quando questa giocatrice comincia a metterla, perché è veramente difficilmente fermabile. Signori, da 3 tenta, non va, rimbalzo di Beppe Castello che dà la palla 3 errori, 4 errori di seguito sotto canestro, imprecisioni che potrebbero costare care potrebbero costare care alla squadra portogruarese. 2-3 errori veramente banali. Ora Giorgia ha perso un po' lo smalto, per fortuna della squadra portogruarese. Adesso Titi Francescato va a fare un portaggio per Rachele, la numero 28 portogruarese. Rachele che si appresta al tiro, canestro. Rachele una macchina, non sbaglia, The Machine Rachele, non sbaglia un colpo, è veramente super questa. Tanto si appresta a mezzo con i due numeri 4 a creare scompiglio nell'area avversaria. De Iuri prova un tiro, De Prato, mentre Claudio Stival cerca di portare la palla avanti, e abbiamo il nostro grande Daniele, the shooter, il tiratore. Iuri non può essere contrastato da Daniele per una chiara differenza di statura, e neanche dagli altri numeri 3. Allora non capiamo che cosa sia successo, ma da quello che abbiamo intuito l'arbitro Enrico, che sta consegnando la palla, sembra abbia fischiato un ulteriore fallo a Daniele. Sì, infatti Daniele sta lamentando in maniera abbastanza plateale, ma il gioco continua. 5:46 dalla fine del quarto, si avvia Camilla a passare al buon
Daniele che però sbaglia, Danielino sbaglia, però c'è Beppe e subito Claudio, un gioco a 3 favoloso, favoloso. I nostri giocatori non veramente non temono. Fallo fischiato da Alessandro Forlin, fischia fallo a Camilla Fregonese, e quindi l'altra Camilla, la Camilla De Monte, andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Risultato 35-19. (36 a 20). Attenzione, Danielino da 3 point, non va. Ricordiamoci che è un tiratore veramente di grande talento, il Daniele. In un torneo ha messo una bomba proprio qui, dalla stessa posizione, con Bruno Cerella, ospite nostro, che ha veramente poi postato la scena immortalata nel video, ha poi postato questa scena. Ci ha fatto grandissimo piacere averlo avuto ospite. Intanto la Giorgia Moriante, la Giorgia Moriante ha realizzato un canestro che porta la propria squadra a 22. Siamo 36 a 22 quando mancano 4 minuti e 53 alla fine del quarto. Ricominciato intanto il gioco con un portaggio da parte di Beppe Castello. Per Rachele, che però non ha concluso a canestro, viene prontamente consolata dal coach. E velocemente il nostro Daniele, felicemente incontrastato, in quanto Yuri De Prato non è andato a difenderlo. Contrariamente Danielino ci prova a mettersi di fronte a questo numero 3 gigantesco. Ecco Aurora che vede Danielino libero, lo serve, vediamo, riprova un 3 punti, Daniele non va, non ha grande giornata oggi Daniele per il tiro da esterno. Beppe Castello commette infrazione dei passi, facile contropiede per la Camilla che segna. De Monte Camilla ormai credo abbia raggiunto un buon numero di punti. È stato fischiato un fallo
da parte dell'arbitro Faurlin, forse con qualche attimo di ritardo, anche se anche secondo noi fallo c'era. Infatti Camilla non si fa pregare e subito realizza entrambi, realizza il tiro libero suppletivo. Yuri De Prato prova a prendersi la palla dopo rimbalzo, ma viene contrastato. Tosoni ruba palla, mette in condizioni per un buon tiro e canestro della numero 45 Job Giulia, altra giocatrice che sta veramente creando fastidi nella squadra. E Daniele mette il terzo canestro del suo periodo. Mentre c'è un fallo di Aurora, ma il portaggio era comunque completato. Giorgia sembra che bisogna ripetere il portaggio dopo il fallo. Ecco che entra in campo, entra nell'area protetta. Giorgia si appresta al tiro, vedremo se avrà fortuna in questo tiro da 3 pezzi. Non niente da fare, è Luca Tosoni che va a fare 2 facili punti, non contrastato dal suo avversario di turno Titti Francescato, il quale approfitta per fare un portaggio a Rachele, numero 28 del Portogruaro, si appresta al tiro e non va purtroppo, ma prende il rimbalzo, passa palla bianca perché non può passarla chi è passato. Ovviamente l'inesperienza del buon Titti Francescato non gli permette di essere molto efficace in questa prima partita, ma abbiamo sicuramente fiducia che nel futuro il buon Cristiano ci porti veramente tanto netto fallo a rimbalzo della numero 45 Job, non visto clamorosamente dall'arbitro che era nelle vicinanze. È stata anche molto furba nell'esecuzione di questa spinta, non vistosissima peraltro, però che ha prodotto un grosso vantaggio perché ha potuto prendere il rimbalzo. Però nulla di fatto, si continua, punteggio di 42 a 23, scusate 29, 42 a 29, sempre 13 di vantaggio. Beppe Castello rimette Rachele in condizione di tirare. Purtroppo Rachele sembra aver esaurito le batterie, aveva iniziato benissimo. Da questa parte c'è Giorgia che continua a martellare il canestro senza fortuna peraltro. Invasione di Camilla, portaggio facile quindi per l'altra Camilla De Monte, numero 52 del Tolmezzo, che mette di nuovo nelle mani di Giorgia per un altro tiro che non viene segnato. Si gioca, c'è Camilla che prova a fare un portaggio. Camilla, scusate, Aurora ha un buon contatto. Oh, Rachele ha scaldato la manina, ha riscaldato la manina e quindi buoni 2 punti per Rachele che porta il punteggio a 44 a 29 quando mancano solo 59 secondi alla fine di questo periodo. Entra per noi Alberto Gruarin. Mentre l'altro Alberto Fagotto ha cercato di contrastare Yuri De Prato, non riuscendosi. Yuri De Prato porta a 32, abbiamo 44 secondi da giocare. Beppe Castello per Camilla, fallo non fischiato e 2 punti per Camilla
2 punti per Camilla, fallo di Camilla sull'altra Camilla. Due si guardano sicuramente non per farsi complimenti. È stata ovviamente una partita che oseremmo dire di grande spessore agonistico, anche di fair play peraltro. Ecco Yuri che sbaglia, De Prato sbaglia, abbiamo ancora 15 secondi per giocare la palla. A 6 secondi dalla fine c'è stato un portaggio per Alberto Gruarin, che peraltro non realizza il canestro e quindi dà palla a 3 secondi dalla fine, palla per il tormezzo, lancio lungo che tira da 3, canestro! Signori, canestro da 3 punti di Yuri De Prato, un numero veramente impressionante per questo ragazzo che ha segnato 3 punti alla fine di questo periodo. 6 minuti di pausa, 6 minuti di pausa, perché è veramente un grandissimo canestro. Abbiamo potuto assistere a un 3 punti da parte del nostro numero 3, un tiro da 3 che però mi sembra che valga, no, 3 punti hanno segnato comunque indipendentemente. 6 minuti di pausa quindi per le due squadre alla fine di questo secondo quarto, che vede il punteggio 46-35 per la squadra del Portogruaro.
Allora, abbiamo una graditissima ospite, Mirica della EWA Sport and Spa, che è anche il nostro sponsor ufficiale, e a maggior ragione abbiamo piacere che tu sia qua in favore di telecamera, in favore di telecamera, perché una giornata come questa sicuramente è tanto merito di EWA se tutto quanto è riuscito nel migliore dei modi. Ovviamente non conta il risultato sportivo, conta soprattutto la partecipazione di queste persone. Chiediamo un tuo parere su quello che hai visto oggi. Allora, noi siamo felicissimi di essere qui perché è davvero un'emozione unica. Quindi una piccola parte, il nostro contributo di presenza è qua e saremo sempre, anche perché è davvero un'emozione unica. E noi siamo ovviamente felicissimi di avervi come partner, ma soprattutto che ci sia una palestra che ovviamente si occupa del miglioramento, della salute, del fisico, del benessere, che però partecipa in una situazione come questa anche nello sport, diciamo, agonistico attivo, dove dei ragazzi con varie abilità si apprestano e si avvicinano a uno sport. Questo è lo spirito. Oggi abbiamo visto queste 4 squadre. Ti chiediamo, secondo te, cosa si può fare ancora di più per questi ragazzi? Ma secondo me si può fare tanto, quindi basta buttare giù le idee, qualcosa ne abbiamo già, quindi noi siamo qui, siamo pronti sia ad ospitarli nella nostra palestra, sia per vari altri progetti che li butteremo giù e a presto li comunicheremo anche. E come hai trovato l'ambiente del basking? Come l'hai trovato? Ci hai detto emotivamente molto coinvolgente. Secondo te, un parere su come hai visto queste persone che si occupano del basking qui a Portogruaro? Io ripeto a dire una grande emozione davvero, anche perché le persone qua mettono il cuore, le persone qua mettono la presenza, cioè mettono se stesse ed non vediamo queste cose in giro. Quindi ci vediamo, però sempre di meno purtroppo. E qua è un mondo davvero unico, quindi io invito davvero tutti di venire almeno una volta di vedere e di viverlo con il proprio cuore e con le proprie emozioni. Noi ti ringraziamo per queste tue parole, perché sicuramente ci riempiono il cuore e ci danno uno stimolo per continuare a fare sempre meglio, perché come hai detto te, si può sempre fare di più, basta avere idee e progetti, e noi li metteremo in campo anche sperando in un ulteriore coinvolgimento sia da parte vostra ma anche da parte dell'amministrazione per quanto riguarda naturalmente l'impiantistica, perché sappiamo che purtroppo Portogruaro è sempre stato un po' carente da questo punto di vista, non da oggi, da tantissimi anni che si chiedono impianti sportivi un po' più all'altezza, diciamo, di quelli che sono gli altri impianti sportivi in giro per la regione. Noi ti ringraziamo, Mirica, di questo tuo intervento e speriamo di arrivarti al più presto ospite nostra per vedere le partite e soprattutto per una partecipazione così attiva come quella che state facendo, e ti ringraziamo ancora. Grazie mille. Grazie. Fatto. Bene, grazie ancora. Metteremo più sponsor. Aria. Nel frattempo è ripreso il match qui nel palazzetto al Pala Lovisa e la squadra portogruarese è sempre avanti nel punteggio, ma la Camilla sta veramente imperversando sulla metà campo dell'Energy. Tolmezzo, che ha un po' ricucito lo strappo, si trova a soli 12 punti ora dal Portogruaro.
scusate, errore mio, il riflesso sul tabellone mi dava 39, no, siamo sempre a 51-35, sempre 16 di vantaggio per la squadra portoghese. Escono Cristiano Francescato e Aurora, rientrano Camilla e Beppe Castello insieme con Furio, Alberto Gruarin in pivot. Beppe Castello tenta un difficilissimo tiro rovesciato, portaggio di Fabio Gobbato che innesca Alberto Gruarin. Canestro di Alberto Gruarin, e sono 53, a 35, il vantaggio si avvicina ai 20 punti, squadra portoghese sempre in controllo, purtroppo non la numero 41 Sabadelli Neli, che si è fatta sfuggire la palla sul passaggio di Stefano Maso. Eccolo che rientra sul parquet Marco Rossini rientra sul parquet, prontamente l'arbitro alterna il cartellino 2R e Camilla da sottocanestro, 2 punti facili, ottimo passaggio di Claudio Stival. Purtroppo errore in rimessa, ripassa la palla al portogruaro che Furio mette altri 2 punti con grande soddisfazione dei coach Lotto, di coach Zampar, che hanno subito preparato il cambio. La partita sta procedendo come i due coach stavano prevedendo, addirittura 3 punti per il buon Claudio Stivale, un tentativo da 3 punti, ora da sotto Claudio segna da sotto, 2 punti abbastanza facili, e Camilla arriva fin sotto canestro, non ce la fa, Stefano Maso prende il rimbalzo. Camilla fa un portaggio e Claudio commette un fallo piuttosto evidente. Ecco che Camilla completa il portaggio verso Giorgia Moriante, numero 24, che si appresta al tiro, sbaglia purtroppo il tiro libero. Si appresta un altro cambio nelle file del Tolmezzo, esce il numero 43 e la numero 52, entrano Luca Tosoni con il numero 55 e Job Giulia con il numero 45, che sono ovviamente allenatore e vice capitano. Veramente un plauso a Luca Tosoni per l'impegno e la dedizione che ha dato per la creazione di questo basking qui a Tolmezzo. Marco Rossini tira canestro. Marco Rossini, 2 punti per il nostro giovane atleta. Difesa fallo, un normalissimo fallo di difesa da parte di Beppe Castello sulla Nelly. Stefano, terzo tempo, canestro. Stefano Maso, terzo tempo e canestro. Anticipo da parte di Nelly, si avvia verso canestro. 2 punti facili per lei, non poteva essere contrastata perché entrambi i numeri 4 erano andati a chiudere l'area.
Camilla in una situazione di tiro per Beppe Castello, 2 punti per Beppe Castello che porta la sua squadra a 64 a 39. Ancora Annelli, in realtà questa è una difesa, difesa illegale per il numero 51 perché non poteva assolutamente mettersi nemmeno di fronte, nemmeno ostacolare il tiro, ma soprattutto neanche ostacolarne il palleggio. Infatti questa difesa illegale porta Sabatini Nelli a fare 2 tiri liberi e poi vanno anche rimessa. Dai Nelli, i supporter del Tolmezzo la stanno incitando, lei risponde con una realizzazione e time out anche per noi. Vuoi parlare sul microfono? Sul microfono. Abbiamo qui con noi uno dei giocatori del Basking Energy Portogruaro che oggi non sarà in campo perché c'è una turnazione di tutti i giocatori che si danno il turno in campo. Oggi è qui con noi ma è in tribuna a fare un tifo sfegatato Alberto Nosella. Alberto, allora stanno giocando bene i tuoi compagni? Sì. E secondo te possono fare meglio? Sì. Cosa diresti a Camilla che è lì in campo col numero 58? Cosa vorresti? Se vince perde. Camilla, se vince perde. E se perde? Peccato. Non importa, no? Ma Vai. l'importante è... E Claudio? Claudio, cosa dici di Claudio? Guarda Claudio, guarda. Claudio? Forte. Forte Claudio. Grazie Alberto del tuo commento, grazie mille, il nostro amico Alberto che ha commentato insieme con noi questa partita, mentre il suo amico Marco Rossini ha imparato a tirare, signori, in questo periodo qua. Marco Rossini durante il lockdown ha messo un tiro micidiale, ha messo su un tiro micidiale. Oh, Camilla in contropiede, grande Camilla, siamo a 68 a 40. Fabio recupera la palla ma Alberto non si accorge del passaggio, così Stefano Maso si rimette in movimento e cerca di fare un attacco che però viene stoppato da Claudio Stival e riparte Fabio Gobbato. Passaggio, Claudio, no, troppo. Fabio è un playmaker, è sempre stato un playmaker che ha dato palloni ovunque, però in questo caso qua forse un suo tiro sarebbe stato più opportuno. Intanto Beppe difende molto molto bene l'area. L'arbitro ha dato un'invasione alla squadra nera, quindi la squadra bianca ha possibilità di innescare la Giorgia che ormai è lì fissa in attacco, non è mai stata sostituita perché la squadra di Tolmezzo si è presentata con un solo numero 2 e quindi un solo nel ruolo pivot.
grande nostro Alberto Fagotto, che ha realizzato 3 punti, scusate, 3 punti hanno portato a 71-44 il risultato, sempre ampio margine per la squadra portogruarese, che ha già nel terzo quarto, a 48 secondi alla fine, già 73 punti all'attivo. Scusate, 71 è stato annullato per... Non siamo per niente d'accordo con questa scelta arbitrale, perché il 46 ha fatto esattamente un arresto in 2 tempi con salto verticale, non era per niente un terzo tempo, lo dobbiamo dire a onor di cronaca, perché pensiamo di aver visto correttamente, quindi non ci sembra proprio. Rivedremo magari con un replay da video, ma ci sembrava proprio che l'azione fosse assolutamente regolare. Peraltro gli arbitri hanno deciso per fare una scelta di questo tipo che rispettiamo, ma sinceramente personalmente non la condivido. Mentre non c'è niente da condividere o non condividere su Marco Rossini, che ha messo 3 canestri su 3 tiri, percentuale altissima per lui, un cecchino implacabile che ha già realizzato molti punti in soli 3 tempi di gioco. Mancano 21 secondi, il risultato è 7-3-4-4, quasi sono 29 punti di vantaggio per la squadra portogruarese, che sembra abbastanza in gestione della partita, anche grazie alla panchina estremamente lunga. Abbracci in panchina fra Aurora, fra il capitano con il proprio giocatore numero 22. Il nostro numero 30 va a tirare il nostro numero 34 quando mancano 8 secondi. Ha tentato il tiro Bearzi ma non c'è riuscito. Edoardo, tiro, canestro quando il tempo scade, un tempismo perfetto, eccezionale. Non ho più parole per questo ragazzo, veramente ha fatto tutto il campo in 8 secondi, è andato tranquillamente all'ultimo secondo, ha scoccato il tiro che porta la squadra dell'Energy Portogruaro a 31 punti di vantaggio, 75-44. Per quanto poco possa contare il risultato in situazioni come queste, c'è anche da dire che comunque è sport, comunque è agonismo, comunque indipendentemente dal fatto di chi giochi, si tratta di sport agonistico, e in quanto tale c'è una vittoria, c'è una sconfitta, c'è un successo che 2 squadre si vogliono contendere. Quindi bisogna capire che al di là del giusto fair play che va messo in campo, non esiste, come dicono i fondatori di questo sport, non esiste pietismo in questo sport, esiste solo un sano agonismo dettato da regole di fair play, dettato da regole di buona convivenza, di inclusione, e soprattutto dettato dalla voglia di far canestro, che è la voglia che questo sport infonde, con ben 6 canestri distribuiti sul campo di gioco, 2 normali a 1,305 m secondo la regola FIP, e 2 canestri all'altezza di 2,20 m e 1,10 m, che sono naturalmente nelle aree dei pivot. Detto questo, andiamo a commentare l'ultimo quarto, l'ultimo periodo, che vede in partenza Portogruaro con 76 punti, lanciatissimi verso quota 100. La progressione potrebbe essere quella giusta, lanciatissimi in progressione verso quota 100, ormai sono ben 76 segnati e distribuiti fra quasi tutti i protagonisti in campo. Cristiano Francescato vince la contesa, ma purtroppo la manda verso le mani delle maglie bianche. Hanno 3 ragazze in campo, hanno la numero
45 alla numero 43. E poi hanno una numero 5, la capitana Camilla De Monte. Intanto l'altra Camilla, Fregonese, realizza un altro canestro. Abbiamo Job e De Prato Mara. Job e De Prato Mara. E in campo abbiamo anche De Prato Yuri, numero 351. Intanto passaggio a Edoardo. Edoardo, ragazzi, questo non ne sbaglia una. Nardi veramente è una macchina da canestri. Intanto Camilla De Ponte è andata a concludere per un suo ennesimo felice tentativo. Intanto Aurora Fregonese e Aurora Tubia porta la palla per un tiro di Rachele Serra che va, signora, addirittura 2 canestri. Ovviamente scherzavo, vale solo il primo, ma soprattutto quello buono, quello più alto. E il punteggio che sale a quota 83. Buona difesa da parte di Beppe Castello. Camilla De Ponte consegna di nuovo a Giorgia, che non realizza per poco, non realizza, ma la partita ormai si può dire in ghiaccio per Portogruaro, è solo una questione ormai di tempo. Ma la squadra portogruarese, con praticamente quasi 40 punti di vantaggio, non ha molte difficoltà nel portare avanti. Edoardo Nardi, altro canestro. Ormai una sicurezza in campo, Edoardo Nardi. Grandissimo lavoro in allenamento dei coach che hanno portato questo ragazzo a realizzare con grande facilità, e si sta meritando tutti gli applausi Edoardo, come d'altronde anche la giovane Giorgia Moriante, che ha addirittura un passaggio esterno che però non va perché viene intercettato da Aurora. Aurora adesso può fare un portaggio dall'esterno, vediamo che metterà di nuovo in azione Rachele. Si concentra e canestro. Anche Rachele, ragazzi, non scherza, la giovane Rachele non scherza. Siamo a 88 punti ed entra in campo Giulia Rigoni. Sull'88 a 48 Giulia Rigoni si appresta a prendere posizione dopo che Rachele ha perforato la retina più volte. Ed ora avremo la nostra Giulia Rigoni nell'area protetta. Yuri si avvicina, ritenta un tiro da 3. Come gli era andata bene prima, probabilmente aveva speranza che la cosa funzionasse ancora. Portaggio da parte di Aurora, che va ad innescare Giulia Rigoni. Si cambia il pallone, Giulia tira con un numero 6, che è un numero tipicamente femminile. Ecco che si aggiusta la posizione di tiro Giulia, partono i secondi, prende la mira, non va. Secondo tiro per Giulia, non va.
È un po' fredda Giulia, si era raffreddata la manina di Giulia. Comunque ha migliorato molto il suo tiro. E ecco il cambio, entra the shooter Danielino, entra anche addirittura giochiamo con 2-3, grande scelta del coach che gioca con 2-3 in campo, 2-5, 2-3 e un 4, quindi Daniele molto probabilmente i nostri numeri 3 saranno completamente liberi. Ecco che va a canestro Aurora, buon tiro, Aurora si conferma realizzatrice di rango, d'altronde buon sangue non mente. Suo padre è stato per lunghi periodi uno dei top scorer delle categorie di serie C e B, con un trascorso anche in serie A. E l'Aurora chiaramente non smentisce la propria parentela col buon Giancarlo, figlia d'arte. Daniele si appresta a un buonissimo tiro a alta percentuale, strano per lui che sbagli, ma c'è Furio la furia, sbaglia anche lui, Titi Francescato a rimbalzo, tocca per ultimo, no, l'arbitro assegna la palla